Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al velodromo Paolo Borsellino, ormai dimora fissa dell'Athletic Club Palermo per la prima giornata del campionato giovanissimi Under 14. A sfidarsi oggi al velodromo Paolo Borsellino saranno l'Athletic Club Palermo con la Don Carlo Misilmeri. Adesso vediamo l'ingresso delle due squadre in campo e poi spetterà al direttore di gara dare il fischio d'inizio del primo match del campionato Under 14 regionale. Ne approfittiamo per leggere gli uomini disponibili per entrambe le squadre. Per l'Athletic Club Palermo abbiamo disponibili Consolo, Mercadante, Ulizzi, Livigni, Miriccia, Ferraro, Junco, Comella, Bellavia, Parlavecchio, Caminita, Tersigni, Liga, Bertucci, La Colla, Falsetti, Parlavecchio, Mereu, De Simone, Iraci e Parlavecchio. Mentre per quanto riguarda la Don Carlo Misilmeri abbiamo Di Martino, Concialdi, Di Matteo, Schimmenti, Visconti, Tumminia, Bonanno, La Barbera, Di Lorenzo, San Filippo, Allotta, Cacciatore, Borrelli, Piazza, Giordano, Pitarresi, Nobile, Scozzari e Giordano. Saluto di rito tra le due panchine e a brevissimo si potrà iniziare con il match. Metà campo destra per l'Athletic Club Palermo, mentre metà campo sinistra per la Don Carlo Misilmeri. Si aspetta solo il fischio di inizio dell'arbitro per dare inizio al match. Avvio del match. Subito controlla Athletic che prova a lanciarsi subito in avanti per rendersi pericolosa. Palla a Di Martino che batte corto per il compagno. Recupero da parte dell'Athletic che prova subito a rendersi pericoloso in area. Pallone recuperato però dalla Don Carlo Misilmeri che prova a ripartire in qualche modo sulla fascia sinistra e ci riesce. Pallone che però sfila in rimessa laterale in favore della squadra di casa. Subito battuto corto. Pallone nuovamente in rimessa laterale sempre in favore dell'Athletic. Ancora una volta rimessa laterale, questa volta però in favore della squadra ospite. Prova a costruire la Don Carlo Misilmeri. Tenta di recuperare il pallone l'Athletic, scontro aereo vinto dal numero 3 l'Athletic che prova a lanciare sulla fascia sinistra il compagno,
Prova ad accentrarsi il numero 11 dell'Athletic, pallone respinto dalla difesa della Don Carlo Misilmeri. Pallone nuovamente recuperato dall'Athletic, che nuovamente prova a lanciarsi sulla fascia sinistra, scambio con il compagno e pallone messo in fallo laterale dalla Don Carlo Misilmeri. Prova ad allontanare il difensore della Don Carlo Misilmeri, vari controlli aerei e pallone che cerca in tutti i modi di essere allontanato dall'area della Don Carlo Misilmeri da parte della squadra ospite, ma pallone di nuovo nuovamente tra i piedi dell'Athletic, che prova a scattare sulla fascia destra e adesso a verticalizzare e nuovamente pallone allontanato in fallo laterale. Rimessa laterale in favore dell'Athletic. Lancio lungo a cercare i compagni, intercettato dalla testa attenta dei difensori della Don Carlo Misilmeri, che rimettono in fallo laterale. Squadra ospite che recupera il pallone, intercettato poi dall'Athletic. Nuovamente rimessa laterale in favore della squadra di casa. Lancio lungo a cercare i compagni avanzati. Ancora una volta rimessa laterale. Lotta nella metà campo della Don Carlo Misilmeri, che non è ancora riuscita a rendersi pericolosa in questi primi minuti di gioco nella metà campo avversaria, con l'Athletic che finora ha dominato nella metà campo della squadra ospite e che continua, nonostante i tentativi di allontanare il pallone da parte della Don Carlo Misilmeri, ad attaccare, a provare a crearsi spazio. Pallone recuperato dal numero 10 dell'Athletic, che prova ad accentrarsi, serve il compagno, tiro murato, tirare il numero 11 Caminita. Il pallone era stato recuperato dal numero 10 Parlavecchio. Adesso angolo per la squadra di casa. Battuto, ci prova l'Athletic. Pallone che però sfila sul fondo. Rimessa al fondo da parte di Di Martino, che si affida subito al compagno più prossimo. Errore nel passaggio e palla ridata all'Athletic in una posizione molto pericolosa. Pallone però nuovamente recuperato dalla Don Carlo Misilmeri, che sbaglia nuovamente il passaggio e regala il pallone al numero 11 dell'Athletic, che prova a sventagliarlo in mezzo. Prova ad allontanare la difesa della Don Carlo Misilmeri. Lotta di possesso tra le due squadre. Adesso può e tenta il tiro, vedendo il portiere fuori dai propri pali, il giocatore della Don Carlo Misilmeri, non riuscendo però a dare la giusta potenza al tiro. Pallone che ritorna facile tra i piedi della squadra di casa, che prova a costruire sulla fascia destra. Intervento falloso. Punizione per la Don Carlo Misilmeri. Attenzione battuta a cercare i compagni in profondità, respinta subito dalla difesa dell'Athletic. Adesso è la Don Carlo Misilmeri che prova a proporsi in maniera pericolosa nella metà campo dell'Athletic. Primo tentativo disinnescato dalla squadra di casa, che mette in fallo laterale il pallone.
pallone che viene accompagnato sul fondo, dunque sarà rimessa dal fondo per Consolo, che si affida al compagno più prossimo. Prova l'Athletic nel lancio lungo, riesce ad arrivare tra i piedi di Bellavia, però non riesce ad agganciare bene il pallone recuperato di testa. Stavolta tra i piedi di Caminita, che prova a servire i compagni in mezzo. Ancora il pallone tra i piedi di Caminita, che sfiora il gol del vantaggio. La difesa della Don Carlo Misilmeri allontana invece. La squadra di casa si affida ai piedi di Consolo per ripartire sulla fascia destra stavolta. Rimessa laterale in favore della Don Carlo Misilmeri, che prova subito a battere. Errore a cui subito mette una pezza la Don Carlo Misilmeri, che rischia molto, che si concede a fin troppi errori nella fase difensiva. Nel frattempo ancora possesso Athletic, con Ulizzi che sbaglia a calibrare il passaggio e palla che sfila sul fondo. Messa al fondo per Di Martino, che si affida ancora una volta al compagno più prossimo. Pallone che viene sventagliato lontano, lotta per il possesso, riottiene il possesso l'Athletic, che può provare a ripartire ancora una volta. Pallone allontanato e tentativo di ripartenza da parte della Don Carlo Misilmeri sulla fascia destra, che può provare a lanciare in mezzo. Pallone allontanato dalla squadra di casa. Lotta a centrocampo per il possesso, attualmente tra i piedi della Don Carlo Misilmeri, che prova a costruire. Adesso nuovamente possesso Athletic. Scambi di possesso tra le due squadre a centrocampo, tentativo di ripartenza della Don Carlo Misilmeri sulla fascia sinistra. Pallone recuperato dalla squadra di casa. Sarà rimessa laterale in favore dell'Athletic. Prova a costruire l'Athletic, serve il compagno in mezzo, tenta il lancio lungo, pallone che viene spazzato però sul fondo. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Athletic. 11° minuto di gioco. Finora l'Athletic si è proposto più volte in avanti, squadra ospite che soffre la pressione dei padroni di casa, che si accingono a battere il calcio d'angolo. Pallone battuto a cercare i compagni in mezzo. Ancora possesso Athletic. Pallone messo in mezzo, allontanato, smanacciato dal portiere della squadra ospite, che ci mette ancora una volta una pezza e manda via il peggiore degli scenari per la Don Carlo Misilmeri. Partita che rimane dunque fissa sullo 0-0. Serve il compagno sulla sinistra di Martino.
squadra ospite che fa molto fatica ad uscire dalla propria metà campo. Athletic che dalla sua invece pressa moltissimo gli avversari, concedendo veramente poco. Ancora controllo dell'Athletic che prova a verticalizzare e tenta il tiro da fuori area. Ripartenza adesso della Don Carlo Misilmeri. Pallone che però finisce facile tra i piedi dell'estremo difensore dell'Athletic. Rimessa laterale subito battuta per la squadra di casa che si affida a Consolo, che lancia lungo per i compagni, pallone che viene nuovamente spazzato in avanti alla Don Carlo Misilmeri. E nuovamente però riottenuto il numero 10 della squadra di casa. Prova a costruire sulla fascia destra l'Athletic, riesce ad afferrare il pallone prima che esca fuori, pallone in mezzo, tiro calibrato male da Parlavecchio, altro tentativo di tiro che però viene deviato stavolta dai difensori della Don Carlo Misilmeri e sarà nuovamente calcio d'angolo per la squadra di casa. In mezzo a cercare l'acrobazia del compagno che manca lo specchio della porta. Tentare l'acrobazia il numero 6 Ferraro. Pallone che dunque finisce in rimessa dal fondo per Di Martino, che prova subito a ripartire. Nuovamente il pallone finisce in fallo laterale per la squadra di casa. Fatica moltissimo la Don Carlo Misilmeri a ritagliarsi spazio in questa partita fino ad ora. Di contro invece i padroni di casa hanno fatto da padrone per l'appunto finora, mancando solo lo specchio della porta. Scontri nella metà campo della Don Carlo Misilmeri, la squadra di casa reclamava il fallo, tutto regolare invece però per il direttore di gara. Nel frattempo continua il gioco. Messa laterale in favore dell'Athletic, batte Ulizzi. Ancora una volta Ulizzi alla battuta. Parte il compagno. Prova a costruire la Don Carlo Misilmeri, pallone riagganciato da Parlavecchio. Nuovamente recuperato dalla squadra di casa, rimane però a terra uno dei giocatori della Don Carlo Misilmeri. Resta a terra il numero 11 San Filippo della Don Carlo Misilmeri. Viene richiesto l'intervento degli assistenti alla panchina.
Si rialza San Filippo, non sembra fortunatamente essere nulla di particolarmente grave per il giocatore. Che rimane però momentaneamente a bordo campo. Pallone restituito alla squadra di casa. Parte da Consolo. Prova a creare l'Athletic sulla fascia sinistra. Pallone però calibrato non in maniera particolarmente precisa. Sfila. Quindi rimessa laterale in favore della squadra ospite. Riottiene nuovamente il possesso l'Athletic, che prova a lanciare bella via in avanti. Punizione per l'Athletic. 19° minuto di gioco, ancora risultato fermo sullo 0-0. È sfiorato nuovamente l'azione che avrebbe dovuto sbloccare il match. Come dicevo poc'anzi, 0-0 finora il risultato del match. Athletic Club Palermo che si è proposto più volte in avanti, soffocato ogni singolo tentativo di attacco della Don Carlo Misilmeri finora. Ancora scontri per il possesso tra le due squadre. Pallone nuovamente riottenuto dall'Athletic. Mette in mezzo Caminita in cerca dei compagni. Cercati i compagni in mezzo, può provare il tiro. Mancato stavolta. Specchio della porta da bella via, che non riesce a ruotarsi bene. Altra rimessa dal fondo. Carlo Misilmeri che prova ad affidarsi ai lanci lunghi. Finora però l'Athletic è riuscita a rispondere bene a qualsivoglia tentativo di assedio da parte della squadra ospite. Prova a costruire sulla fascia destra l'Athletic, pallone allontanato in favore laterale. Pallone dell'Athletic. Pallone sventagliato in mezzo. In cerca di Caminita. Pallone che però finisce tra le mani di Di Martino, che si affida nuovamente al lancio lungo, riagganciato nuovamente dall'Athletic il pallone. Scambio pericoloso tra i due difensori della Don Carlo Misilmeri, che provano ad allontanare il pallone nuovamente recuperato dall'Athletic, adesso in mano agli ospiti.
che forse con troppa fretta tentano di costruire la manovra vincente. Pallone che viene spedito però sul fondo, ennesimo tentativo da parte dell'Athletic di sbloccare il match. Squadra ospite che forse pecca un po' troppo di fretta nella costruzione della manovra. Nel frattempo arriva il gol che sblocca la partita. Bellavia regala il gol del vantaggio all'Athletic ed è 1-0. Padroni di casa che finalmente trovano il gol, trovano finalmente lo specchio della porta dopo diversi tentativi, risultato che rispecchia quella che finora è la gara, che ha visto nell'effettivo l'Athletic proporsi più e più volte in avanti e continuando proprio adesso sulla fascia destra, pallone che però finisce sul fondo. Invece no, sarà calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Angolo battuto, prova a mettere in mezzo l'Athletic, a cercare il gol del raddoppio, allontana però la Don Carlo Misilmeri, cercando di limitare i danni. Venticinquesimo minuto di gioco, 1-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Padroni di casa che fino ad ora si sono sicuramente dimostrati all'altezza del momentaneo vantaggio e che con assoluta serenità provano a costruire nuovamente la manovra, stavolta affidandosi alla fascia sinistra, pallone che però non riesce ad essere agganciato da Caminita e che sfila dunque in rimessa dal fondo. Carlo Misilmeri che prova a reagire sulla fascia sinistra, subito però intercettata la corsa dagli attenti difensori della squadra di casa. Giocatore della squadra ospite che però rimane momentaneamente a terra. Forse richiesto l'intervento dell'assistente. Sì, che entra in campo. Giocatore della squadra ospite che zoppica visibilmente. Nel frattempo il cronometro scorre, 27esimo minuto di gioco, risultato in favore della squadra di casa che finora, anche dopo il gol del vantaggio, sta riuscendo a
ad imporre il suo gioco alla squadra ospite, che prova a reagire in qualche modo. Nel frattempo ancora possesso dell'Athletic. Il mister della squadra nero-rosa invita i suoi alla calma, a costruire con ordine le azioni. Pallone che va in mano alla Don Carlo Misilmeri, che però spreca e sfila tra i piedi di Consolo. Lotta per il possesso interrotta dal direttore di gara, che fischia punizione in favore della Don Carlo Misilmeri. Lancio a cercare i compagni in posizione avanzata da parte della Don Carlo Misilmeri. Altro pallone però recuperato dalla squadra di casa, che si affida a Parlavecchio. Ancora possesso Athletic. Rimessa conquistata dall'Athletic, nonostante la squadra ospite reclamasse la rimessa. Ci si avvicina ormai al 30° minuto di gioco. Ancora Parlavecchio. Sventaglia in mezzo per i compagni, pallone intercettato dalla difesa della Don Carlo Misilmeri, che prova a ripartire. Nuovamente possesso Atletico. Tenta la verticalizzazione, si affida alla fascia sinistra. Numero 7 sventaglia in mezzo. E Junco guadagna un prezioso calcio d'angolo. Nel frattempo Parlavecchio rimane a terra. Ma si rialza, non sembra essere un gol. Si appresta dunque l'Athletic a battere il calcio d'angolo. Pallone sventagliato in mezzo in cerca della svettata dei compagni, che non riescono però ad inquadrare lo specchio della porta per regalare alla squadra nero-rosa il gol del raddoppio. Pallone nuovamente tra i piedi di Di Martino, pronto a battere la rimessa dal fondo. Invece no, affida il lavoro al compagno. Ancora fatto a centrocampo per il possesso, pallone che va a sbattere sul direttore di gara. Nel frattempo riottiene nuovamente il pallone l'Athletic. Continua ad affidarsi ai lanci lunghi la squadra ospite. Nel frattempo Parlavecchio lancia il compagno sulla fascia sinistra. Grande rischio da parte dei difensori della Don Carlo Misilmeri. Pallone messo in mezzo. Intervento quello di poc'anzi, che rischiava di trasformarsi in un rigore per la squadra di casa. Allora l'entrata del difensore fosse stata poco più imprecisa.
Nuovamente a terra un giocatore dell'Athletic. Gioco momentaneamente fermo. Nulla di grave anche stavolta, il gioco può riprendere per il direttore di gara. Altro lancio lungo a cercare i compagni in avanti. Pallone nuovamente recuperato dall'Athletic che prova a costruire sulla fascia destra. Messa laterale in favore della squadra di casa. Sventagliata in mezzo. Alla ricerca dei compagni in area. Tempo difensore della Don Carlo Missiveri che prova a servire un possibile compagno in zona avanzata che però non c'è. Nel frattempo altra rimessa dal fondo in favore della Don Carlo Missiveri. Ci avviciniamo al 35esimo minuto di gioco. Sapremo a breve quanti saranno i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Altro pallone nel frattempo interessante per l'Athletic, sbaglia però a calibrare il lancio lungo per i compagni in zona avanzata, pallone che rotola nuovamente sul fondo. Altra rimessa laterale per l'Athletic che può rendersi nuovamente pericoloso in questi ultimissimi istanti del primo tempo. Altro pallone in mezzo, prova il tiro dalla distanza Ulizzi, pallone smanacciato, un calcio d'angolo. Sul punto di battuta dell'angolo l'Athletic che aspetta solo il via del direttore di gara per poter sventagliare in mezzo il pallone. Ancora Athletic che prova due volte il tiro murato dai difensori della Don Carlo Missiveri che fanno pulmino davanti alla porta e allontanano il pallone. Duplice fischio da parte del direttore di gara, si chiude sul risultato di 1-0 il match tra Athletic Club Palermo e Don Carlo Missiveri, questa prima metà di gara. Le squadre vanno negli spogliatoi. Di conseguenza ci vedremo a breve con il secondo tempo della gara. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno perché quando prende un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma
ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata, potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo, come dire, siamo rientrati in partita troppo tardi quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti, un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo a Pellicata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi
quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto, perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera, mi sono proprio incazzato, perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua, perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e, come vedete, una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni.
Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del match di prima giornata di Under 14 regionale tra Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. 1-0 finora il risultato. A sbloccare il match il gol di Bellavia dell'Athletic. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara per iniziare il secondo tempo del match. C'è un cambio nel frattempo in porta per la Don Carlo Misilmeri. Esce il numero 1 Di Martino, entra il numero 50 Pitarresi. Nel frattempo, avvio di gara, inizia il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri, di Athletic Club Palermo Don Carlo Misilmeri, scusate. Match di avvio del campionato regionale Under 14. Continua ad essere aggressivo l'Athletic, che si propone in avanti e tenta il tiro da fuori area. Pallone che però finisce sul fondo. Batte subito il portiere. Don Carlo Misilmeri prova, sembrerebbe con un po' più calma, a costruire, ma pallone nuovamente recuperato dall'Athletic, che prova a farsi spazio, cercati i compagni in mezzo, pallone che però finisce facile tra le braccia di Pitarresi. Si scalda la panchina della squadra ospite, che sicuramente vuole molto di più dai suoi ragazzi, che devono lottare strenuamente per riuscire a raggiungere il gol che rimetterebbe in parità il match. Nel frattempo ancora possesso Athletic, che non sembra avere cambiato copione suo primo tempo, dove ha per gran parte della gara gestito il match, richiamato un fallo da parte dell'Athletic. Per il direttore di gara però è tutto regolare e può provare a Don Carlo Misilmeri ad approfittarne. Consolo però è attento e accompagna il pallone fuori. Attimi di tensione in campo. Mi sembra fosse il numero 4 Livigni a reclamare il fallo. Per l'arbitro però non vi era nessun fallo, quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Don Carlo Misilmeri.
dopo che Consolo ha accompagnato il pallone. Restituito il pallone alla squadra di casa, si ripartirà dall'estremo difensore, pressa molto alto a Don Carlo Misilmeri, che prova a dare segnali di reazione dopo un primo tempo dove sicuramente ha mostrato diverse difficoltà nel gestire la pressione dell'Athletic. Nel frattempo ancora possesso della squadra di casa, che prova a lanciare i compagni in zona avanzata. Pallone recuperato e nuovamente recuperato dall'Athletic, che può provare a scattare sulla fascia sinistra. Ancora tutto regolare per il direttore di gara. Sarà dunque semplicemente rimessa laterale in favore dell'Athletic. Lotta di possesso tra le due squadre. Nel frattempo chiesto il cambio. Entra per l'Athletic il numero 18, Mereu Giordano. Rimessa laterale in favore della squadra ospite. Il lancio lungo verso i compagni, il pallone subito intercettato dall'Athletic, che nuovamente prova a lanciare il compagno sulla fascia destra. Il numero in aria. Il pallone però spedito in calcio d'angolo dalla difesa della Don Carlo Misilmeri. Una rimessa laterale, scusate, che sa di non potersi più concedere errori. Nel frattempo altro tentativo da parte di Parlavecchio, che finisce però facile tra le braccia di Pitarresi. Lotta aerea per il possesso. Prova a tenere ancora il pallone in campo la Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo l'Athletic si prova nuovamente a lanciare verso la porta. Disinnescato il tentativo di Caminita di trafiggere nuovamente le retrovie della squadra ospite. Allontana il pallone Consolo. Sicuramente una reazione da parte della squadra ospite rispetto al primo tempo, ma ancora l'Athletic riesce a gestire il vantaggio e cerca sicuramente di ritagliarsi la possibilità di raddoppiarlo. Nel frattempo ancora Athletic, traversa e pallone che finisce in rete. Ancora una volta il numero 9 Bellavia segna il gol del raddoppio per la squadra di casa. 2-0 il risultato al velodromo. Nel frattempo altro cambio per la Don Carlo Misilmeri. Si prepara ad entrare il numero 16 Alessio Nobile.
2-0 per ora il risultato al velodromo Paolo Borsellino, squadra di casa che non accenna in alcun modo ad arrestarsi e altro, e arriva il gol incredibile del 3-0. Subito trafitta nuovamente la difesa della Don Carlo Misilmeri. A segnare il numero 18 Giordano Mereu. Grave disattenzione da parte della Don Carlo Misilmeri, adesso 3-0 il risultato al velodromo, sicuramente si fa ancora più in salita la squadra e la strada per afferrare quantomeno il pari da questo match. Rimessa laterale in favore della Don Carlo Misilmeri, che prova subito a ripartire, prova a mettere una pezza sin da subito all'errore commesso poc'anzi, che ha sostanzialmente regalato il gol del 3-0 alla squadra di casa. Nel frattempo Athletic che prova nuovamente a proporsi in avanti. Murato il tiro di Mereu da fuori area. Ancora una volta pallone allontanato. Athletic che non... Errore! Altro errore! E pallone che finisce in rete. Errore del portiere questa volta sul lancio lungo dell'Athletic, che sembrava non particolarmente pericoloso. Si trasforma invece nel poker della squadra di casa. 45esimo minuto al velodromo Paolo Borsellino, 4-0 finora il risultato nel match tra Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo 2 palloni in campo, ma nonostante questo prosegue il gioco. Il portiere questa volta non sbaglia, intuisce le intenzioni dell'attaccante dell'Athletic, ma nuovamente attacco della squadra di casa che recupera il pallone in una zona pericolosa e serve il compagno che firma il 5-0. Vagonata di sostituzioni nel frattempo per entrambe le squadre. Si preparano per l'Athletic il numero 14 Bertucci, il numero 15 La Colla, il numero 19 De Simone ed il numero 20 Iraci. Per la Don Carlo Misilmeri invece pronti ad entrare il numero 21 Scozzari,
5-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Sembra ancora l'Athletic che si propone in avanti nuovamente. Ormai è un assedio continuo. Pallone salvato sulla linea e traversa. Altro tentativo da parte dell'Athletic che poteva trasformarsi nel gol del 6-0. Assoluto dominio da parte della squadra di casa. Crollo psicologico evidente da parte della Don Carlo Misilmeri dopo il gol del 3-0. Ha messo sicuramente in difficoltà la squadra. Partita che già al 48esimo, quasi 49esimo in realtà, sembra virtualmente chiusa. Ma nel calcio solo il triplice fischio può essere giudice finale di un risultato. Nel frattempo prova la Don Carlo Misilmeri a proporsi sulla fascia destra, sfruttando anche le forze fresche messe in campo, ma il pallone nuovamente recuperato dall'Athletic che lancia i compagni in avanti. La difesa della squadra ospite prova a disinnescare l'ennesimo tentativo d'assedio da parte dei nerorosa. Sarà punizione però per la squadra ospite, che si affida a un lancio lungo alla ricerca dei compagni in zona più avanzata. Lotta a centrocampo per il possesso. Nel frattempo alcune proteste da parte della Don Carlo Misilmeri che reclamava il fallo. Tutto regolare per il direttore di gara, invece messa laterale in favore dell'Athletic che prova a battere subito. Prova a scattare sulla fascia destra Don Carlo Misilmeri. Cercato il tiro. Pallone che però finisce sul fondo. Tenta di scrollarsi di dosso il momento estremamente negativo alla Don Carlo Misilmeri, provando a proporsi in avanti. Certo, un 5-0 che pesa moltissimo sul morale della squadra. Errore nel frattempo nel controllo da parte dell'Athletic, che regala un'interessante rimessa alla squadra ospite. Disinnescato però il tentativo d'attacco e nuovamente palla in mano ai padroni di casa, che sbagliano nuovamente un passaggio, però fortunatamente per loro non riesce la Don Carlo Misilmeri a concretizzare nel gol della bandiera l'azione. Ancora pallone per l'Athletic, che non sembra affatto intenzionato a fermarsi e continua incessantemente a proporsi in avanti. Lanciato il compagno sulla fascia destra, pallone però troppo lungo, impreciso, sfila tranquillamente sul fondo. Nel frattempo si preparano altri cambi nella panchina dell'Athletic. Il mister, visto l'evidente situazione di vantaggio, sicuramente concederà minutaggio a
Fiocchi può in qualche modo mettersi in mostra per avere nelle prossime partite magari anche più spazio. Sicuramente un avvio di campionato coi fiocchi per la squadra di casa, che ha veramente poco da rimproverarsi finora, se non qualche imprecisione sotto porta, che però è stata ampiamente compensata dai 5 gol realizzati finora. Si preparano infatti 2 cambi per l'Athletic. Entrano il numero 15 Gabriel Lacolla e il numero 17 Giulio Parlavecchio. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, 54esimo minuto di gioco, 16 ancora i minuti prima dei possibili minuti di recupero, qualora il direttore di gara ritenesse necessario dare minuti di recupero in questo match. Nel frattempo si riparte alla rimessa dal fondo in favore della squadra ospite. Prova a verticalizzare. Lotta a centrocampo per il possesso. Il giocatore dell'Atletico che va a terra, tutto regolare per il direttore di gara, si continua. Ancora possesso Athletic, che prova a costruire l'ennesima azione sulla fascia sinistra per cercare i compagni in mezzo. Tiro smanacciato fuori dal portiere. Calcio d'angolo per l'Athletic. Nel frattempo rimane a terra un giocatore della Don Carlo Misilmeri, richiesto l'intervento dell'assistente dalla panchina. Gioco momentaneamente fermo. Accompagnato fuori dal campo di zoppicante uno dei giocatori della Don Carlo Misilmeri. Ci auguriamo chiaramente non sia nulla di particolarmente grave, che il ragazzo possa al più presto ritornare con serenità a giocare. Ha chiesto l'aiuto anche di un altro assistente. Sfortunatamente questa volta sembra essere qualcosa di un po' più grave dei precedenti interventi. Auguriamo chiaramente al giocatore che possa riprendersi il prima possibile. Nello specifico si tratta del numero 2, Andrea La Barbera. Possiamo dunque solo che augurarci che non sia nulla di particolarmente grave. Al suo posto comunque entra il numero 4, Danilo Piazza. Via del direttore di gara, si batte il calcio d'angolo. Pallone che
rimane in mano all'Athletic. Altro giocatore della Don Carlo Misilmeri a terra. Sembra avere subito un colpo al volto. In questo caso però non sembra nulla di particolarmente grave e il gioco riprende. Nel frattempo a bordo campo rimane ancora a terra la Barbera dopo la sostituzione. Lancio lungo della Don Carlo Misilmeri, pallone che però sfila in rimessa laterale in favore della squadra di casa. Si propone ancora l'Athletic in avanti. A cercare i compagni in mezzo, viene allontanato, altro tiro tentato, facile però tra le braccia del portiere che legge con facilità il tentativo di tiro da parte del giocatore della squadra di casa. Ancora pallone in mano all'Athletic, tentativo di tiro da fuori area, apurato dalla difesa della Don Carlo Misilmeri. Ancora grande intensità e pallone che finisce in rete. A venirsi alla festa gol anche il numero 17 Giulio Parlavecchio, gol del 6-0. Il risultato al velodromo Paolo Borsellino, risultato che finora rispecchia l'andamento del match. Sicuramente l'Athletic ha giocato un'ottima partita e può iniziare il campionato nel migliore dei modi. Tempo rimessa laterale per la squadra di casa. Che non molla un centimetro nonostante il vistoso vantaggio. Prima partita di campionato. I ragazzi vogliono sicuramente dare il tutto per dimostrare anche al mister di essere in grado di poter partire sin dal primo minuto, specie i subentrati. Nel frattempo Don Carlo Misilmeri prova a costruire un'azione sulla fascia destra, nuovamente intercettato il pallone dall'Athletic che rimane fisso nella metà campo avversaria. Ancora possesso Athletic, sventagliato in mezzo il pallone, tentativo di tiro murato dalla difesa della
la squadra ospite, pallone che rotola però in calcio d'angolo in favore dell'Athletic. 63esimo minuto, diverse le interruzioni, ma possibile anche che il direttore di gara non conceda i minuti di recupero, dato il vistoso risultato. Nel frattempo colpo di testa, attentissimo il portiere che in tuffo allontana il pallone. Altro pallone smanacciato all'estremo difensore della Don Carlo Misilmeri. Tempo lotta di possesso tra le due squadre, ma il pallone lo ha ancora in mano l'Athletic, che può nuovamente provare ad espugnare la porta avversaria. Ancora una volta calcio d'angolo sarà per la squadra di casa. Calcio d'angolo battuto, a cercare i compagni in mezzo. Prova la Don Carlo Misilmeri a riconquistare il pallone, ma l'Athletic sembra veramente avere, tutti i giocatori dell'Athletic sembrano avere una calamita tra i piedi. Il possesso rimane in mano alla squadra di casa. Nel frattempo prova il lancio lungo alla squadra ospite, pallone che alla fine tranquillamente tra i piedi di Consolo. Prova a verticalizzare la squadra di casa. Intervento farloso di Parlavecchio. L'arbitro richiama alla compostezza il ragazzo. Arriva nel frattempo un'altra sostituzione in casa Don Carlo Misilmeri. Ad entrare stavolta il numero 13 Gianmarco Borrelli. Crampi nel frattempo per un giocatore della Don Carlo Misilmeri che rimane a terra. L'assistente prova ad aiutarlo. Gioco fermo finora, il cronometro però continua a scorrere. 66esimo minuto di gioco, ormai 4 minuti al termine dei minuti regolamentari. Ricordiamo che l'Under 14 non gioca ai canonici 45 minuti per tempo, bensì 35. Come dicevo poc'anzi, entra il numero 13 Gianmarco Borrelli. Si ripartirà da una punizione in favore della Don Carlo Misilmeri. Fischio dell'arbitro, riprende il gioco. Pallone nuovamente intercettato dall'Athletic. Sembra instancabile e profondamente affamato di gol. Tempo pallone recuperato dalla Don Carlo Misilmeri, che prova a costruire un'azione che possa bucare le difese dell'Athletic, che però si rivelano molto attente. Squadra di casa che ha dato veramente tutto, sia in fase di possesso che di non possesso, riuscendo subito a riottenere sempre il pallone nel momento in cui non era in mano propria. Come dicevo poc'anzi, veramente poco si può rimproverare
la squadra di casa, se non magari un pochettino in più di freddezza sotto porta nel primo tempo, ampiamente però compensata nel secondo. Dove la porta è stata trovata 5 volte. Tiro da fuori area. Facile tra le braccia del portiere che si affida al lancio lungo. Va a terra uno dei giocatori dell'Athletic, tutto regolare però il direttore di gara. Sarà dunque rimessa laterale in favore della Don Carlo Misilmeri, che prova a ripartire subito. Squadra di casa che si affida a Consolo per ripartire nuovamente all'assalto della porta avversaria. Ancora Athletic che prova e trova nuovamente il gol del 7-0. Quasi allo scadere. Settantesimo minuto di gioco, ormai terminati i minuti regolamentari, vedremo quanto sarà il recupero dato dall'arbitro. Don Carlo Misilmeri che prova l'ultimo assalto alla porta dell'Athletic, pallone finisce smanacciato dall'estremo difensore della squadra di casa, che nuovamente si porta all'attacco. Continua a scorrere il cronometro. Siamo già terminato il primo minuto di recupero. 7-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Squadra di casa che si è imposta duramente sulla Don Carlo Misilmeri, portando a casa la prima vittoria stagionale, anche in maniera abbastanza importante. Nel frattempo ancora un altro tentativo da parte della squadra di casa di espugnare la porta avversaria. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo. Altro cross. Pallone che rotola sul fondo. Sarà rimessa dal fondo per la Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo si chiude anche il secondo minuto di recupero della gara. Lancio lungo della squadra ospite. Ancora un ultimo tentativo da parte dell'Athletic.
entrata fallosa del giocatore della Don Carlo Misilmeri, anche giallo per il numero 7 Giordano. Punizione dunque per l'Athletic, una zona interessante. Tre uomini in barriera per la Don Carlo Misilmeri. Si aggiunge anche il quarto. Battuto e traversa per il numero 4 Livigni. Sfiorato il gol dell'8-0. Nel frattempo prova ad allontanare la Don Carlo Misilmeri il pallone. Tiro da fuori area, respinto. Attento l'intervento dell'estremo difensore della Don Carlo Misilmeri, ci mette una pezza in tuffo. Calcio d'angolo per l'Athletic, battuto subito corto. Tentativo di scambio tra i due giocatori della Don Carlo Misilmeri, che però non si sono capiti. Palla che rotola in fallo laterale per l'Athletic. Continua ad avere dimora fissa nella metà campo avversario. Ancora un altro tentativo da parte dell'Athletic. Lancia lungo l'estremo difensore della Don Carlo Misilmeri. Ormai siamo giunti al quinto minuto di recupero. Forse un po' eccessivo da parte del direttore di gara. Nonostante siano state diverse le interruzioni in questo secondo tempo del match. Prova ancora una volta l'Athletic a proporsi in maniera pericolosa in avanti. Si innesca il tentativo, la difesa del Don Carlo Misilmeri, ma ancora possesso Athletic che prova il tiro da fuori area. Pallone allontanato e triplice fischio. Finisce 7-0 il match tra Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. Portano a casa i primi 3 punti stagionali i nero-rosa del campionato giovanissimi under 14 regionali.